Oggi abbiamo aspettato un po' perché c'è la maratona e alcuni fratelli si trovano in difficoltà per arrivare, ma gloria a Dio che ci siamo, possiamo aspettare di più perché se no non seguiamo il programma, ma lodiamo al Signore per l'opportunità di essere qui e di cercare la sua presenza, di avere questa libertà, perché sappiamo che i tempi si stringono e che ogni giorno vediamo più difficoltà in servire al Signore, nel desiderio, nella libertà che abbiamo. Però che il Signore ci possa rinforzare nella sua grazia, nel suo nome e nella sua parola, perché possiamo andare avanti adorando e servendo Lui in spirito e in verità. Padre, in nome di Gesù siamo qui nella tua presenza e vogliamo ringraziarti per questa mattina che abbiamo questo privilegio, questa opportunità di essere qui in questa casa, in questa sala, dove possiamo insieme adorare e benedire il tuo santo nome. Signore, tu che hai fatto meraviglie nella nostra vita, tu ci hai tolto dal fango, dal pozzo e ci hai messo su una roccia, hai messo stabili i nostri piedi, hai raddrizzato la nostra via, la nostra strada e ci hai fatti figli di Dio, perché così dice la tua parola. Eravamo lontani, ma tu ci hai portati alla presenza del Padre. Oh Signore, vorrei ringraziarti per la vita dei fratelli che sono già qui, quelli che ancora non sono arrivati, per la difficoltà di accesso. Ti prego, Signore, per quelli che non hanno forza, per quelli che si trovano malati, per quelli che si trovano deboli nella fede. Rinforzali, Signore, che tu possa rivestirli di potenza, che tu possa operare nella loro vita, che tu possa, Signore, fare ciò che io non posso fare. È vero che i miei limiti sono tanti, ma i nostri limiti sono tanti. Non ci completiamo mai perché siamo limitati, ma tu arrivi dove noi non possiamo arrivare, Signore. Tu fai quello che noi non possiamo fare. Tu fai ciò che noi non possiamo fare. Ti prego, Signore, di operare stamattina, di parlare ai nostri cuori, ma soprattutto che possiamo ricevere la porzione che tu hai preparato per noi, come la manna che ogni giorno era sulla terra e che il popolo raccoglieva e portava per sé e per la loro famiglia. Signore, che così sia la porzione che tu ci dà, che sia abbastanza per la nostra anima, ma che sia anche per la nostra famiglia, Signore. Per quelli che sono vicini a noi, per il mondo che non ti conosce o che non vuole riconoscerti. Ti prego di benedire quelli che non sono qui e si trovano veramente in un disagio spirituale, che hanno bisogno di una sistemazione nella loro vita. Signore, che tu possa fare tornare indietro Satana, che non abbia forza né potenza sul tuo popolo, sui tuoi figli. In nome di Gesù, Padre, ti prego, opera in noi stamattina, ricevi la nostra adorazione, ricevi questo culto che offriamo a te, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore, fratelli. 502. 502. Gesù, dolce musica al mio cuore, Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato
il peccato che era dentro me. Gesù, così bello è amare te, Gesù, odi sempre il mio pregar, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu. Gesù, tu dal cielo tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità. Gesù, dolce musica al mio cuore, Gesù, solo tu non cambi mai, Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. Gesù, così bello è amare te, Gesù, odi sempre il mio pregar, Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi tu. Gesù, tu dal cielo tornerai, Gesù, la tua chiesa rapirai, Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità. Sempre insieme per l'eternità. Amen. Lodiamo ancora. Quattro, cinque, sei. Prigioniero del peccato, carico di colpe e dolor, da Gesù fui liberato, allor che la sua man mi toccò. Con la sua mano e mi toccò, di gioia il cuore mi inondò. Tutto muto quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Sempre loderò il Signore, che dal mal mi liberò. Certo son del suo amore, da quando la sua man mi toccò. Con la sua mano e mi toccò, di gioia il cuore mi inondò. Tutto muto quel dì, perciò io so
che mi toccò Gesù e mi guarì. Se sei schiavo ancora del male, Cristo ti vuol liberar e vuol darti pace e gioia. Allora potremo insieme cantare. Con la sua mano e mi toccò, di gioia il cuore mi inondò. Tutto mutò quel dì, perciò io so che mi toccò Gesù e mi guarì. Amen. Grazie Signore perché ci hai guarito. Grazie Signore perché ci hai toccato, il tuo tocco Signore. Il tuo tocco speciale che ha cambiato la nostra vita, che ha cambiato il modello che avevamo, il riferimento che avevamo. Non ce n'è più. Signore, grazie perché tu hai fatto un'opera in noi e continui a farla. Ti preghiamo di continuare a farla perché siamo vasi nelle tue mani. Signore, che la tua opera sia completa, che tu possa lavorare in ogni particella della nostra vita, perché possiamo essere completamente resi a te, completamente discepoli tuoi, Signore, che possiamo essere testimoni dei fedeli per la gloria del tuo nome. Amen. 453. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi diè e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signor, ora son salvo per fé. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Un nuovo cuore mi diede il Signore, or vivo solo per fé. Non son più schiavo del mal dell'errore, mi liberò il mio Re. Quando ai suoi piedi gli chiesi perdon, il suo amor mi mostrò. In un istante mutò la mia mente, il cuore la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà e salvezza ti darà. Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo per fé, godrò l'eternità. In quelle stanze divine del cielo, qual gioia lor proverò, ricchezza eterna e gloria superna nel dì che Gesù mirerò. Solo Gesù può darti pace al cuore.
solo Gesù che ci portò l'amor. La morte passerà e salvezza ti darà quando Gesù accetti nel tuo cuore. Padre, ti preghiamo che la salvezza possa arrivare ai fratelli che ancora sono lontani da te, quelli che non capiscono, non conoscono, e anche quelli che non vogliono conoscerti, che hanno deciso di seguire l'altra via. Ma tu hai, Signore, un amore abbondante, un amore che è un amore sacrificiale, che è paziente e che aspetta che questi fratelli, che questi uomini vengono a te, si arrendino a te e ti confessino con la loro bocca e che credono con i loro cuori. Signore, in nome di Gesù, che tu possa entrare nelle famiglie con salvezza, che tu possa entrare nelle case con salvezza, che tu possa entrare nelle città con salvezza. Padre, vorrei chiederti per le autorità civili, giudiziali, Signore, tutte le autorità, che tu possa, Padre, operare nella loro vita perché possano capire che sono servitori e che sono lì perché tu li hai messo lì, perché sei tu che costituisci ogni autorità. Signore, ti prego di benedire il sindaco di questa città, di benedire la sua famiglia, che lei possa trovare, Signore, la luce e che questa luce risplenda nella sua vita e nel suo governo, tramite, Signore, azione che la Bibbia ci porta a fare, ad avere. Ti prego, Signore, che la mente della Sara sia illuminata dal tuo spirito e dalla tua parola, perché il popolo possa gioire nella tua presenza. Che la libertà, Signore, di adorare il tuo nome ci sia in questa città. Che tu possa operare con amore nella vita di quelli che vengono qui per il pacco alimentare, che possano sentire il tuo amore, che possano sentire la tua gioia, la tua pace. Che gli alunni della classe di italiano, è vero, noi siamo una goccia in questo oceano, Signore, ma che possiamo essere veramente la tua voce, i tuoi discepoli cristiani. Signore, ti prego per i maresciallo di questa città, per i carabinieri di questa città. Ti prego per i cittadini di questa città, quelli immigrati, quelli italiani, tutti che vivono qui, Signore. Per i bambini che vanno alla scuola. Vorrei chiederti per le maestre, in speciale vorrei presentare la Samuela e quella richiesta di preghiera, Signore. Che tu possa operare lì, entrare con lei, disfare ogni parola maledetta che il diavolo soffia nella mente di quel ragazzino e fallo parlare. Che tu possa bloccare l'azione del nemico sulla mente di quel bambino. Che tu possa impedire, Signore, che il vento del diavolo soffi in quella mente, ma che tu possa sciogliere quella mente di tutte le prigioni, tutti i legami satanici, Signore, occulti, visibili, in nome di Gesù, Padre. Non soltanto a lui, ma a tutti i bambini che purtroppo ricevono queste cariche che Satana porta nella loro mente, ma ti prego con tuo sangue aspeggi queste menti. Alleluia. Arrehashedai. Con tuo sangue pulisce queste menti, Signore, la mente dei bambini, Signore, con tuo sangue.
Reasce mai. Degli adolescenti, Signore, dei giovani. Oh Spirito Santo, fa seccare la radice di incredulità che è stata seminata nei cuori di questi ragazzi. Guarisci questa terra, questo popolo, Signore. Dal nord al sud d'Italia stabilisci il tuo trono sovrano, operando in questa città, rendendo questa città, Signore, tua. In nome di Gesù, Signore. Che questo paese sia tuo, Signore. Che i demoni precedenti, attuali, possano andare via. Li sgridiamo stamattina in nome di Gesù, perché il territorio sia pulito, libero per l'opera dello Spirito Santo. Signore, in nome di Gesù, Padre, ti prego. Alleluia. Amen, Signore. La Chiesa ha libertà di pregare. In questo momento vi lascio l'opportunità. Chi se la sente, innalzi una preghiera al Signore. Santo, 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 Santo. Alleluia. Alleluia. Continuiamo invocando lo Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito Santo perché regni nella nostra vita. Spirito Santo, ti invochiamo, Signore. Alleluia. 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 Santo, Santo, Santo. Santo è il Signore. Santo, Santo. Santo è il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto è il tuo nome, Signore. Alleluia. Ti invochiamo, Spirito Santo. Ti invochiamo, Spirito Santo.
lanciamo su di Lui le nostre angosce, inquietudini. Avete libertà, fratelli, di glorificare, di adorare, di benedire. Alleluia, alleluia, santo, 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 santo. E tutta la terra è piena della sua gloria. Alleluia. Adoriamo il Signore. Oh, santo, ci santifica, Signore, ci purifica, ci guarisce e saremo guariti, Signore. Ci parla e tutto cambierà, Signore. Oh, Spirito Santo, libertà, fratelli, libertà. Siamo liberi nel Signore, adoriamo Lui, benediciamo il suo nome. Lode al Signore, lode al Signore. Alleluia, grande, 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 magnifico, potente Signore, alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Lui è, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, glorifichiamo il Signore. Emanuele, Dio con noi. Diciamo grande sei tu, 145. Oh mio Signore, allor che con rispetto io miro i cieli che fece il tuo voler e lo splendor di stelle ho sento il tono, il mondo intero che narra il tuo potere, un canto il coro innalzo a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu, un canto il coro innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu, allor che vo vagando su pei monti e degli uccelli io sento il cinguettar e vedo giù gli immensi prati verdi ed un ruscello ascolto il mormorar, un canto il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu, un canto il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu. E nel pensar che il Salvator qui in terra venne a soffrire per l'uomo peccator, che gli portò
Golgotha i miei mali e che morì per darci pace e amore. Un canto grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza te, Signore, grande sei tu. Quando Gesù ritornerà dal cielo, mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare: Signor, grande sei tu. Un canto il cuore innalza te, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza te, Signor, grande sei tu, grande sei tu. Amen. Gloria a Dio. Amen. Gloria al Signore. Fratelli, in questo momento preghiamo per tutti i fratelli che cooperano, per quelli che cooperano nell'opera del Signore, pregando, impegnati, lavorando. Abbiamo i nostri missionari che sono impegnati nelle basi missionarie, per quelli che cooperano, grazie, cooperano nel progetto Non Sei Solo, sia con la classe di italiano, sia con la mensa che abbiamo adesso, sia con la distribuzione del pacco alimentare. Ci sono i cooperatori e queste persone hanno bisogno di preghiera, ma ci sono anche quelli che cooperano oltre con il lavoro, con l'impegno, con le mani, cooperano con un aiuto economico, con le decime, con un'offerta missionaria. Io vorrei pregare per tutti che fanno questa missione con noi, perché non la facciamo soli. Siamo un grande corpo, perché abbiamo un grande capo. Quindi non poteva essere un corpo piccolo per un capo così grande, se no non reggeva. Allora Dio dà la struttura d'accordo alla nostra fede, e la fede opera in tutti, nel perimetro e nella misura che abbiamo. Questo capo è grande e fa crescere il suo corpo e dà la forza a questo corpo e regge questo corpo. Quindi preghiamo per chi ha un bisogno economico, sia una porta che è ancora chiusa, un documento. Preghiamo per Vinicius perché il Signore possa operare in questo documento, che il Signore possa aggiustare ogni cosa. Alleluia. Che nel corpo i doni siano visibili, preghiamo anche per questo, perché noi investiamo economicamente,
ma il Signore investi anche spiritualmente. E la mia preghiera è perché Dio possa consacrare diaconi, preparandoli per la sua gloria. Preghiamo insieme, fratelli, siamo d'accordo in questa preghiera? Padre, in nome di Gesù, siamo qua davanti a te e continuiamo in preghiera perché so che tu non ti infastidisci della nostra preghiera, anzi, so che tu vuoi di più, che preghiamo di più. E innalziamo questa preghiera ricordando dei nostri fratelli, di tutti i fratelli, perché non esiste un fratello che qui fa di più o uno che fa di meno. Nel corpo tutti siamo utili e siamo tutti partecipi, perché la vittoria del capo è la vittoria del corpo. Signore, ti prego che tu possa rinforzare questo corpo, rinforzare le persone che fanno parte di questo corpo, che possiamo, Signore, avere la consapevolezza che non siamo soli, perché un corpo senza il capo è morto. Tu sei in questo corpo. Aiutaci a superare i momenti difficili uniti, Signore. La tua parola dice che l'amico ama in ogni momento, ma nel giorno dell'avversità nacque il fratello. È bello, come è bello l'amicizia, ma più bella è la fratellanza. Che possiamo restare, Signore, uniti, perché la tua parola dice la vostra testimonianza sarà vera quando amiate uni agli altri. Oh Signore, siamo deboli, debitori. Signore, rinforza quelli che sono con noi nella linea principale, ma quelli che anche sono in altre parti di questo combattimento, ma che combattano pure, perché non sono soltanto vincitori quelli che combattono nella prima linea, ma quelli che puliscono le armi, quelli che preparano da mangiare, quelli che portano da mangiare ai soldati. Nella tua opera e nel tuo regno, chi rimane inutile è perché vuole essere, perché c'è molto da fare. Ti prego di rinforzare questi miei fratelli e a me anche, perché non sono un superuomo, Signore. Rinforza il mio cuore. Dammi la capacità di perdonare, di amare, Signore, di amare tutti, perché di nemico ho un solo. Dammi la capacità, Signore, dacci di amarci a faccenda. Oh Signore, alza in questa valle un esercito forte. Signore,
tu ci hai chiamati per pregare e alcuni hai chiamato per parlare. Ageo ha parlato in un tempo molto difficile. Dire alle persone di ricostruire l'altare di Dio, la casa di Dio, invece di ricostruire la loro casa, Signore, è stato molto duro quello per Ageo. Ma è vero quello che dice agli ebrei, fissando gli occhi su Gesù. Quante volte i nostri occhi, Signore, sono fissi in altre cose che non riusciamo a vederti, che perdiamo l'equilibrio, caschiamo. Ma ti prego per mio fratello, per la mia sorella che si trova per terra. Alza, Signore, rialza, Signore, perché Satana si è svergognato, perché lui è il nostro vero nemico. Rialza, Signore, perché non possiamo essere un corpo diviso, ma rialza perché possiamo essere un unico corpo. Benedice quelli che hanno bisogno di un soccorso tuo oggi. Quelli che sono al lavoro non hanno potuto venire, quelli che sono qui. Oh Signore, ti prego, con tutto il mio cuore, Signore, ci dà giorni di gioia. Riempi la nostra bocca di un sorriso. Soffia, Spirito Santo, in questo ambiente. Porta le ceneri via dal nostro altare. L'altare che abbiamo innalzato, ma che purtroppo non c'è più, la fiamma è spento, ma un giorno era un altare acceso. Io non so cosa ha spento l'altare, Signore, della mia vita, della vita di queste persone, ma ti prego restaurazione, Signore. Ti prego un vento che porti via le ceneri, Signore. Porta via e riaccendi la fiamma di nuovo. Riaccendi la fiamma perché possiamo essere illuminati, accesi, luce nel buio di questo mondo. Ricevi l'offerta che abbiamo portato, Signore, per l'avanzamento e la crescita del tuo regno in questa terra. L'offerta è la 10ª che abbiamo portato per la manutenzione della missione. Che sia gradita a te, Signore. Manda via lo spirito di miseria, di avarizia, di amore al denaro. Ci fa, Signore, dipendere da te e soltanto da te. Perché i soldi sono i tuoi servitori, non signori, che possano servire nella grande causa di salvezza di questa città e di questo paese. In nome di Gesù nostro Signore. Amen. Accomodatevi, fratelli. Noi offriremo esta mattina con gioia. Vorrei invitare a darli per lodare al Signore, mentre noi consegniamo al Signore le nostre offerte e le decime. Dico ai fratelli che ci visitano
e che ci vedono su internet, che nessuno di noi siamo costretti a fare questa opera o questa offerta. La facciamo con gioia come ci dice il Signore, perché capiamo, comprendiamo che siamo investitori del regno di Dio e che questa offerta mantiene la missione e l'opera di evangelizzazione. Quindi non siate costretti a niente. Se volete farla, fatela con gioia, e perché noi membri della Chiesa sappiamo la responsabilità che abbiamo di portare avanti la missione che Dio ci ha affidato. Che Dio vi benedica, ma con tutto il cuore vi ringrazio per tutto che fate nell'opera del Signore. Che Dio vi ricompensi abbondantemente, 100 volte, e per fine la vita eterna. Che Dio ti benedica. Pace a tutti. Lodiamo il Signore con il cantico 582. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire qui in questo istante. Lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui, Dio è qui con noi. Sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire qui in questo istante. Lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui, lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui.
Saluta tutti con la pace del Signore. Lodiamo insieme. Alleluia. La nostra fiducia, il nostro cuore è nel Signore Gesù. Alleluia. Alleluia. È in Lui che comanda tutte le cose. È Lui che comanda il vento, il mare, le stelle, il sole. È Lui che comanda tutte le cose. Confidiamo in Lui. Alleluia. Con la tua mano, Dio, quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, se al di sopra di ogni avversità sarò al sicuro in te, Signore. Il mio cuore riposa solo in te. Confiderò non in me stesso ma nella tua potenza. Alleluia. Quando la tempesta arriverà, volerò più in alto insieme a te, se al di sopra di ogni avversità sarò al sicuro in te. Cantiamo quando la tempesta arriverà. Non avremo disperazione ma confidiamo in te. Alleluia. Se al di sopra di ogni avversità sarò al sicuro in te, Signore. Sarò al sicuro in te, Signore. Sarò al sicuro in te, Signore. Amen. Così sia nel nome di Gesù. I nostri piccolini per la classe felice. Mettiamoci in piedi, leggiamo la parola di Dio, fratelli. Atti degli Apostoli, capitolo 8.
capitolo 8. Leggiamo dal versetto 1. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. E furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini idonei e li metteva in prigione. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Or in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo, e tutti, dal minore al maggiore, gli davano ascolto dicendo: costui è la grande potenza di Dio. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare, e anche Simone stesso credette. E dopo essere stato battezzato, stava di continuo con Filippo, e vedendo le opere potenti e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questa cosa, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. E Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme, dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Amen. Accomodatevi, per favore. Questa prima parte del capitolo 8, che parla dell'espansione, della crescita della Chiesa. Però quando leggiamo inizia un testo triste, inizia con una notizia che ci smuove, la morte di Stefano. Stefano non è stato morto perché era un
un delinquente. Stefano non è stato morto perché ha fatto delle cose sbagliate, perché era cattivo, non ha rubato, non aveva fatto un delitto. Sappiamo perché Stefano è stato morto? È stato ucciso? Sappiamo perché è stato ucciso? Sì, per la testimonianza della parola che parlava. Per un cristiano, non dirò un missionario, dirò, perché oggi è un culto missionario, no? Per i cristiani leggere questo capitolo, iniziare leggendo che un fratello è stato ucciso per la sua testimonianza, ci frena a testimoniare. Ma il capitolo non finisce nel versetto 1, né nel versetto 2, né nel versetto 3. Il versetto 3 parla ancora, Saulo devastava la chiesa. Molti sono stati colpiti da quello devastatore. I danni sono stati tantissimi. Io immagino che periodaccio che affrontava la Chiesa a Gerusalemme. Periodo di lacrime, possiamo definire così. La Bibbia dice che Saulo entrava di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li mettevano in prigione. Ossia, Paolo limitava la libertà delle persone. In Samaria, in Gerusalemme, era sconvolta quella città per causa di Paolo, di Saulo. Sconvolta. Ma Dio opera ovunque, sì o no? Molte volte noi, davanti alle difficoltà, abbiamo ragione di fermarci. Io non dirò che non abbiamo ragione. Se noi ragionevolmente spieghiamo perché abbiamo smesso, se un fratello gli dicesse, ma guarda, io ho abbandonato il cristianesimo, io non voglio più, io sono tornato alla mia vecchia vita, se noi pensiamo ragionevolmente, noi gli diamo ragione, sì o no? Perché ero per essere ucciso, allora morirò? Morirò? No, ma che dice? No, non è questo che vuole il Signore. Se noi leggiamo prima, dal capitolo 1 al capitolo 8, noi vediamo che la Chiesa inizia a Gerusalemme. L'Imperio Romano aveva fatto strada in tutta l'Europa, una parte dell'Africa, dell'Asia. Quindi c'era un accesso perché tramite quelle strade le persone potevano andare e tornare per il commercio. Nasce lì a Gerusalemme il cristianesimo. Fiorisce lì, un fiore nel deserto.
Perché dov'è Gerusalemme se non in un deserto? Sì o no? Allora nasce un fiore nel deserto. Quante volte noi guardiamo la terra così secca e vediamo quell'albero lì? Quante volte vediamo un cactus pieno di spine e all'improvviso viene fuori un fiore che ci fa gioire, fiore di speranza? E era questo fiore che nasceva a Gerusalemme, un fiore di speranza. Ma i cristiani avevano bisogno di capire che il Vangelo non poteva essere solo lì a Gerusalemme. E loro vedevano che la comunità cresceva, che le persone si convertivano, perché è impossibile fermare la Chiesa. La Chiesa non si ferma per causa del pastore. La Chiesa non si ferma per causa della politica. La Chiesa non si ferma per causa della pandemia. La Chiesa non si ferma per causa di una legge. La Chiesa non si ferma per causa di un attentato. No, la Chiesa non si fermerà mai. La Chiesa è il tempo di Dio. Vive il tempo di Dio la Chiesa. E il tempo di Dio nessuno può fermarlo. Questa Chiesa è fondamentata, è fondata, è edificata sulla roccia che è Cristo. Cristo è stato è la base di questa Chiesa, non questa nostra soltanto, ma della sua Chiesa universale. Quindi questo Cristo, Gesù, essendo la base, ha detto a Pietro: le porte dell'Hades non prevaleranno contro la mia Chiesa. Ma questo non vuol dire che, anche se la casa sussiste a un terremoto, che non senti l'impatto del terremoto, sì o no? Non è perché è in piedi che non ha sentito il terremoto. Io mi ricordo che quando siamo arrivati in Italia ci hanno detto: qui a volte la terra si muove. E io, mamma mia, avevo paura. Dopo mi sono abituato e una volta sola, molto forte, ho sentito che il letto camminava. Però dormivo. Priscilla diceva, provava a svegliarmi, il sonno del giusto. Non sentivo quello muovere, e lei sì. La Chiesa è edificata, ma senti tutto che succede attorno, ricevi la carica. Per questo Paolo più avanti dice: siamo afflitti ma non ridotti. Allora è vero che riceviamo queste azioni, queste scosse, riceviamo, ma continuiamo saldi, perché Davide ha detto: lui mi ha tolto da un pozo profondo di fango e mi ha messo saldo su una roccia. Cosa è successo con la Chiesa a Gerusalemme? Cresceva e riceveva la benedizione di Dio, perché non mancava niente. Chi serve al Signore è curato da Lui. Noi vediamo la sua cura. Non possiamo non vedere come vogliamo, ma c'è sempre la sua cura. Allora la Chiesa cresceva, non poteva partecipare della rotta di commercio, ma aveva loro sostegno. Dio provvedeva. Le persone vendevano le sue cose, mettevano alla disponibilità di tutti. Non mancava niente. Non mancava niente.
Perché quando noi siamo in Dio veramente non ci manca niente. Allora la Chiesa, avendo tutto quello, ma non ha avuto una visione missionaria, di espansione. Voleva essere una Chiesa centrata, accentrata, dove tutto funziona lì, dove tutto sarà lì, quando il Signore voleva i Samaritani, quando il Signore voleva quelli di Europa, di America, dell'America, dell'Africa, dell'Asia, più là. E loro concentrati lì non si rendevano conto, perché è vero, a volte noi stiamo bene e diciamo non mi manca nulla, sto bene. Ma quello che abbiamo ricevuto dal Signore, se noi non lo facciamo moltiplicare, avete già visto kefir? Quel batterio che teniamo a casa che fa yogurt? Quanto di più facciamo, più cresce. È l'opera di Dio. È il regno di Dio nella nostra vita. Io mi ricordo che ero piccolo e la mia mamma faceva tanto yogurt. È arrivato un momento che lei non poteva più e ha cominciato a dare ai vicini. Guarda, io ho fatto yogurt, tu vuoi? Ma perché me lo dai? Non, perché io prima ho cominciato con poco e riuscivo a fare solo per me. È così. Noi cominciamo con poco, la porzione è poca e diciamo questo per me, e ci alimentiamo e ci nutriamo, ma arriva un momento che sentiamo la forza, che abbiamo capacità di aiutare gli altri, perché il regno di Dio non è un regno stagnato, fermo, ma è un regno che cresce, ma non cresce solo in dimensione strutturale, ma cresce spiritualmente principalmente in noi. Quindi cominciamo a vivere esperienze con Dio che non possiamo ottenere, e Dio mette davanti a noi persone che hanno bisogno di sentire le nostre esperienze perché abbiano la loro fede rinforzata. Ma quelle persone a Gerusalemme scambiavano parole che tutti già sapevano. Io ero ieri a Rimini con i pastori d'Italia, ma bellissima giornata. Però, in un certo punto, pomeriggio, eravamo al tavolo e uno raccontava la sua storia e quell'altro raccontava la sua storia, ma tutto bello, ma coincideva con la mia storia. Quindi per me non mi stupiva, perché io ho vissuto quello. E lo Spirito Santo ha parlato a me. È bello condividere fra i fratelli, ma il mondo ha più bisogno di sentire questo di che quelli che stanno dentro, perché quelli che stanno dentro hanno già vissuto e vivono già questo. Quindi condividiamo le esperienze, impariamo, ma arriva un momento che la tua esperienza è simile alla mia, e quindi quello che il pastore sta parlando, io già so. Quello che il fratello sta raccontando, lo so già. Ma che cambia nella mia vita? Cosa ha aggiunto? Ha aggiunto che io confermo che il Signore è fedele. E questo lo so, ma il mondo lo sa? Il vicino della nostra casa lo sa? Che adesso sta passando per un periodo di infermità? Io quando sono per la strada, io dico Gesù guarisce. Una persona mi ha detto, chi garantisce? Ho detto io, perché mi ha guarito. Io ho una testimonianza di guarigione. Tu hai una testimonianza particolare che le persone hanno bisogno di sentire per vedere la potenza di Dio in mezzo a noi, perché il regno di Dio è in mezzo a noi e è in noi. Ma cosa succede con la Chiesa? Si ferma nella benedizione.
perché dice, sto bene, sto completo. E Dio cosa fa con la Chiesa? Smuovela. Vorrei portarvi a un pensiero. Sarà che questo terremoto che sta succedendo nella tua vita non è Dio che ti muove? Quale direzione Lui vuole portarti? Qual è la destinazione che questo terremoto ti porta? Ai fratelli la Bibbia dice che loro furono spessi, andavano attorno, annunziando la parola. Filippo invece, c'è un nome qua, Filippo. Tu hai un nome? Allora Dio chiama per il nome. Tutti andavano attorno, ma Filippo, sa perché io menziono Filippo in questo? Perché Filippo era come tutti, ma tutti non erano come Filippo. Mi sono fatto capire? Tutti erano, Filippo era come tutti, perché era un credente cristiano come tutti, ma tutti non erano Filippo. Ossia, c'è una missione generale, ma c'è una missione particolare, specifica, che chi la svolgerà è Filippo. E Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Questo terremoto non è per tenerti impaurito e farti dire, ma io non faccio più niente, io mi fermo, io non avanzo, io non cammino, io non seguo, io non do un passo, io mi tiro indietro. No, no. C'è una luce in questo buio. C'è una porta in questa strada che sembra senza uscita. C'è una corda in questo pozo. C'è una mano stesa in questa situazione di delusione. C'è una mano stesa. A volte noi ci arrendiamo alla situazione e diciamo, no, non sono capace, vedi la mia situazione. Ossia, misuriamo la nostra capacità per quello che stiamo vivendo. Io ho detto già questa frase qua, che non è mia, è del pastore David Young Cho. E lui ha scritto un libro che si chiama, c'è anche questo, ma 40 anni di speranza. 50 anni di speranza, che è stato il suo giubileo di ministero di 50 anni. Allora lui ha scritto questo libro e nel libro, nella lettura c'è una frase: Dio mi ha scritto nella scuola del deserto, non per farmi morire, ma per farmi crescere. Io, quando ho letto questo libro, 8-10 anni fa, tengo ancora questa frase nella mia mente. E ogni volta che penso come Agar, la serva di Abramo, morirò, abbandono questo bambino perché non è benedizione, è una lotta, il Signore parla con me, come ha parlato con Agar. Riprendilo! E io prendo questo bambino che Dio mi ha affidato, perché so che ho una promessa, anche se agli occhi degli altri non ce l'ho. Ma Agar non pensava di averla, perché era chi se non una serva? Cos'era se non una serva?
nel suo deserto, voleva abbandonare quel bambino per lasciare morire. Dio ci sta parlando in questo culto questa mattina che non possiamo abbandonare ciò che Dio ci ha affidato, anche se ai nostri occhi questa cosa sembra una lotta, sembra un problema, sembra motivo delle nostre lacrime. Il Signore sta dicendo: riprendi nelle tue braccia questo bambino, questa missione, questo proposito, questa benedizione, perché io ho una promessa in questa storia. Filippo poteva andare a casa, sì o no? Ma dove è andato? In missione. Il Signore sta dicendo: tu hai motivo per mollare, ma Dio ti sta dicendo stamattina: prendi questa motivazione e trasforma in spinta per fare la volontà di Lui, perché Lui è che farà cose grandi. La Bibbia dice dal versetto 6 fino al versetto 25 che quell'attitudine di Filippo ha cambiato tutta una città. Quell'attitudine di Filippo ha fatto felice una città. Versetto 8 dice: e fu grande gioia in quella città. Un'attitudine. A volte noi non ci rendiamo conto che la nostra sofferenza genererà tanta gioia agli altri, ma Dio ci dice soltanto di sopportare. Dio ci dice soltanto di sopportare. E come sopporterò? Io voglio pregare per te stamattina, perché Dio non ti toglierà di questa situazione. Dio non ti farà abbandonare questo bambino. Dio non ti farà uscire di questa situazione, ma Dio ti darà la grazia per soprauscire, andare al di sopra di questa situazione, come un strumento di Dio. Vedete il testo, la Bibbia dice che c'era in quella città un grande uomo di influenza, un uomo che era importante in quella città, Simone il mago. Se Filippo non fosse sceso lì, Simone dov'era? Cosa Dio ha detto a Agar? Prendi questo bambino perché anche di lui farò una grande nazione. Sembra lotta, sembra un problema, ma oggi chiede allo Spirito Santo di passare un colirio nei tuoi occhi perché tu possa vedere questo come benedizione, come opportunità. Ma è difficile. Non è facile, perché Dio ci toglie del comodo. La Chiesa era comoda. Quando Dio chiama Filippo e chiama anche la Chiesa, perché Dio non ha smosso solo Filippo, Dio ha smosso la Chiesa, ma Filippo pure faceva parte della Chiesa. Dio smuoveva la Chiesa e smuoveva Filippo. Io sento l'impatto come Chiesa, ma sento anche come Victor, pastore della Chiesa. Ci sono cose che noi sentiamo insieme, ma che tu senti particolari perché è una prova tua. Io capisco che a volte vengono le lacrime, a volte vengono i sentimenti, ma lo Spirito Santo è qui con noi stamattina, ci dando coraggio, forza. Dicendo: non mollate davanti alle minacce di Saulo, perché sono io che sto lavorando, muovendoti. Perché Dio ci conosce, conosce o no? Un giorno, finisco con questa testimonianza mia. Passavo una situazione molto grande, difficile. Ero già credente. Sposato con Priscilla.
mi sono trovato in una situazione che mi sentivo incapace. Non ero capace di provvedere, di fare. Per un uomo questo è molto duro. Andavo dalla psicologa, sono andato dal dottore, ha detto guarda che tu devi prendere la medicina. Io ero in una crisi. Tu devi prendere la medicina perché adesso tu ti trovi con crisi di ansietà, mi ha dato altri diagnosi. Mi ha dato altre diagnosi. Quello più forte era la crisi di ansietà e l'attacco di panico. E io ero in quella situazione che sembrava che ero in me, ma da un momento all'altro non ero nulla, non potevo guidare, non potevo camminare solo. Ero lì a predicare e dovevo smettere, sedermi perché non riuscivo a stare più in piedi. Mi sono trovato così. Ero pastore. E io ho pregato. Ho detto, Signore, non posso rimanere così. Signore. Però noi non capiamo le cose precedenti. Perché Dio aveva per Filippo quella strada, sì o no? Dio ha per noi una strada. Che noi dobbiamo percorrerla. Io volevo, ma volevo a modo mio. E in quel momento, quando pregavo, dicevo, Signore, perché questo? E il Signore ha detto, non è perché per causa mia, è per causa tua che sto permettendo questo, per preservarti. Io vi dico, io sono uscito di un grande lavoro che ho avuto tutta una vita, da 17 anni lavoravo in quella ditta, avevo 17 anni quando sono entrato e ho lavorato 10 anni in quella ditta, quella stessa ditta. Quando sono uscito molto abbattuto, ma a parte quello abbattuto, ero fiducioso che subito mi troverei un lavoro. Ma mesi prima il pastore mi aveva chiamato per fare solo pastore. E io ho detto, pastore, come faccio per fare solo il pastore? Perché io, questo mio lavoro, io ricevo tanto. E lui è fratello. La Chiesa non può darti quello che la ditta ti dà. E ho detto, vedi pastore, non posso. Quindi io farò quello che posso per aiutare. Questa è una testimonianza personale. E ho continuato a servire, a fare quello che potevo. Però, quando sono uscito dalla ditta, la ditta è venduta e nessuno poteva stare più perché c'era un altro nome, un'altra società, che quelli ci dovevano ammettere, ma a me non potevano ammettere perché volevano ammettere con un stipendio inferiore a quello che avevo. E secondo la legge trabalhista di lavoro in Brasile, io non potevo essere contrattato subito, dovevo aspettare almeno un anno per essere contrattato, di 6 mesi a un anno, con quello stipendio inferiore. E anche non volevo fare la stessa funzione ricevendo di meno. Però ero abbattuto perché ho perso quel lavoro che era il mio primo lavoro. Avevo
un sentimento per quello, ma ero fiducioso che mi troverei avrei trovato un altro lavoro subito. E è successo questo. Io sono stato chiamato per lavorare in un altro posto, però quello posto mi voleva più giorni, io dovevo lasciare più le cose che facevo, ma non potevo prendere quel lavoro perché non stavo bene. Quando sono uscito avevo quello sbandamento e non potevo essere assunto perché ogni volta che andavo per fare l'esame di ammissione ero rifiutato per causa di quel problema. Allora dovevo aspettare e fare la cura finché stavo bene. E il Signore ha detto: io ti ho permesso di passare per questa situazione. Ho permesso io questa situazione per preservarti, per insegnarti. E mi ricordo che dopo 6 mesi il pastore mi ha chiamato e ha detto: Victor, ho saputo che tu sei senza lavoro. Ho detto: sì, sono senza lavoro, questo mese è l'ultimo mese che ricevo quello che quando tu esci ricevi. Sì, l'assicurazione, non è l'assicurazione, qui è cassa integrazione. Quello che quando esci ricevi. Allora, io stavo ricevendo l'ultimo mese di quello che lo Stato, che l'INPS doveva darmi. E lui ha detto: guarda, io non so se tu vuoi, ma io penso che è arrivato il momento. E io ho detto a lui: sì, io ho già capito che è quello che vuole il Signore. E mi sono arreso lì, ho detto: accetto. E lui mi ha detto: vedi, quando noi non possiamo dare al fratello quello che ha bisogno, Dio fa il fratello avere bisogno di quello che la Chiesa può dare. Il Signore sa metterci al livello. Il Signore sa lavorare in noi. Io non avevo mai passato per una situazione di quella, ma Dio voleva insegnarmi, preservarmi. E vi dico che io non ho finito la cura, perché Dio, quando ho preso l'incarico di pastore completo, a tempo pieno, non c'era più quel problema. Sono andato dal dottore, il dottore ha detto: non so dirti niente, non so spiegarti, ma non hai più questo male. Sei tranquillo? Sono tranquillo. Quindi la mia testimonianza non è dire fate quello che ho fatto io, ma la testimonianza che vi sto dando è: capite perché state vivendo questa situazione? C'è un proposito di Dio. Non guardare come un problema, ma guardare come Dio che ti sta preservando per un grande proposito che vuole fare e operare nella nostra vita. Finisco questa parola di questa mattina dicendo: Filippo, sei pronto a scendere? Filippo, quanti Filippo ci sono qui stamattina? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose.
A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, per sempre. Amen. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Profonda ricchezza e la saggezza e la scienza di Dio, inescrutabili sono i Suoi giudizi e le Sue vie. Profonda ricchezza e la saggezza e la scienza di Dio, inescrutabili sono i Suoi giudizi e le Sue vie. A Lui sia a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. A Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Spirito Santo, è vero che siamo come la Chiesa a Gerusalemme, siamo saziati, farti, vediamo la Tua cura, vediamo il Tuo amore, vediamo come operi in noi. Ma dobbiamo scendere, Signore. Dobbiamo scendere, Signore. Perché fuori dei nostri confini c'è un'opera. La Remashedekai. Fuori i nostri confini c'è un'opera da fare.
Oh Signore, ci fa andare oltre i nostri confini, i nostri limiti, le nostre frontiere. Spirito Santo, ci fa capire che questa devastazione non è per la morte, che questo problema non è per la morte, che questa infermità non è per la morte, ma è per la gloria del tuo nome, Signore. È per la tua gloria che possiamo comprendere, Signore, che tutto questo che stiamo affrontando è per la tua gloria. Tu hai detto agli apostoli: ciò che faccio oggi non capite adesso. Signore, noi non capiamo. Volevamo capire, ma non siamo capaci, non siamo ancora sufficientemente capaci per capire la tua opera in noi. Nonostante non capiamo, diciamo: fai in me la tua opera, compie in me la tua volontà. Come tu ci hai insegnato, che venga il tuo regno e che sia fatta la tua volontà. Come la nostra sorella Maria ha detto: non comprendo, ma accetto. Ci arrendiamo, Signore, alla tua volontà, anche se dobbiamo subire l'incomprensione, l'abbandono, persecuzione, pure la morte. Ma che tutto serva perché il tuo nome sia glorificato. Giuseppe ha voluto lasciare Maria, sì, ho letto questi giorni, ma tu hai intervenuto parlando con Giuseppe. Oh Signore, ci sono persone che vogliono lasciare, ci sono persone qui dentro di questo perimetro, di questa dimensione dove stiamo arrivando, che hanno voglia di lasciare, ma lo Spirito Santo, ti preghiamo che tu possa intervenire, come hai intervenuto con Giuseppe, dicendo: no, Giuseppe, non lasciare Maria, anzi prendila come tua moglie, per ciò che lei ha dentro del suo grembo è dallo Spirito Santo. E tu metterai il nome, ossia tu sarai anche partecipe, Giuseppe. La missione non è solo per Maria, è per te pure, Giuseppe. Adarashere kama subria. Andere mi cobia foriga. Tu metterai il nome Gesù, perché Lui salverà molti. Signore, fai in noi la tua volontà. Non guarderemo ciò che sta accadendo nel mondo, né attorno a noi, né con noi, ma guarderemo te. Dacci la grazia, perché la tua parola dice: ho aspettato pazientemente nel Signore e Lui mi ha udito, si inchinò. Signore, aiutaci. Amen e amen. Che Dio vi benedica, cari miei. Abbiamo ricevuto una porzione stamattina. Lui è grande.
questa settimana vorrei, domani è l'ultimo giorno del mese, volendo il Signore, e vorrei convocare tutta la missione per una preghiera, perché noi avremo nostro evento annuale, raduno, che è il raduno missionario, che è la conferenza missionaria, dove tutti i fratelli delle basi, fratelli invitati di Italia, fuori Italia, verranno a partecipare con noi. Però il Signore ha messo nel mio cuore di fare un proposito di preghiera. E quindi durante questo mese noi faremo un mese di preghiera per questo raduno missionario, perché il tema è tempo di restaurazione. Allora, cosa mi ha dato il Signore? Questo tema è venuto dallo Spirito Santo a me con un proposito di capire la condizione spirituale, perché Israele, che era in quello testo biblico, è paragonato a una valle di ossa secche, è il popolo di Dio che era morto spiritualmente. E noi, chi siamo in questa valle? Ma io credo che fra noi c'è il profeta di Dio. E il profeta di Dio è la Chiesa di Dio. E quindi questa Chiesa ha bisogno di capire che come Ezechiele è stato trasportato in una valle, molte volte Dio ci mette in una valle che non è un ambiente piacevole, ma vuole usarci. Ma per avere un risultato su quella situazione, dobbiamo fare tutto ciò che il Signore che il Signore ha comandato, ha detto. E il testo del tema è: e io ho profetizzato come Lui mi ha comandato di profetizzare. Quindi la restaurazione ci sarà nell'ubbidienza di fare ciò che Dio ha detto di fare, né più né meno. Quindi il tema è ubbidendo per servire, e nell'ubbidienza raccoglieremo un frutto di restaurazione. Amen? Quindi io vi ho spiegato un po' come ho ricevuto questo tema e come pregheremo. Noi pregheremo perché Dio ci faccia ubbidire precisamente quello che Lui ci dice di fare, e perché il Signore restauri tramite noi questo grande valle, questa nazione secca che può diventare un esercito. Ma la Chiesa ha bisogno di ubbidire. Amen? Quindi chiediamo allo Spirito Santo lo spirito di umiltà. E questa è la nostra preghiera. Ci dia umiltà, Signore. Perché nessuno può ubbidire se non è umile. Lo spirito di umiltà genera sottomissione, genera tutto altro. Siamo pacifici quando siamo umili. Quindi che possiamo pregare umiltà per noi, perché possiamo servire, ubbidire e servire. Amen? Dio vi benedica, mettiamoci in piedi. Martedì c'è l'incontro giovanile. Se conoscete un giovane, spronateli per venire all'incontro giovanile, e
di giovedì abbiamo la preghiera e lo studio biblico alle 7 e venerdì abbiamo il culto di intercessione e quindi alle 5 siamo qua a intercedere per ogni causa, ogni bisogno. Amen? Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti oggi e per sempre. Noi diciamo Amen. Dio vi benedica.